Arabus, quindi San Vito, davvero complimenti e grazie per questa dimostrazione che ci avete offerto. Quelle identità di cui parlavamo prima che danno forza alle nostre regioni storiche. Andiamo veloci perché vogliamo raccontare e vogliamo soprattutto parlare di Launetas. Il prossimo ospite lo conoscete sicuramente tutti, esperto sull'esodo di tradizioni, e mi piace molto il suo aspetto social, perché quando c'è qualche problema legato al riconoscimento di qualche suonatore su Facebook si fa subito il nome di Tonino Leoni per riscoprire e risalire a date, fatti storici, eccetera, eccetera. È l'età ma anche l'esperienza, quindi ti salutiamo con un applauso, anche perché Tonino ha preparato un documento davvero importante per noi. Tonino Leoni. Possiamo vedere il video.
Bene, questo era un primo elemento che io volevo portare, un primo contributo che volevo portare a questa interessante conferenza. Scusate la posizione, sono un po'... No, vabbè, però mi ricordo che si sente. Queste immagini sono ovviamente irripetibili, nella loro ingenuità tecnica, perché i mezzi erano pochi ed erano anche poveri, però rappresentano veramente uno spaccato di vita che non può esserci più, perché in realtà la documentazione sul ballo tradizionale non è poi così numerosa. Chiaramente questo è un riassunto molto veloce, perché questo video dura un'ora e 2 secondi esattamente. Andrebbe visto tutto sicuramente, poi magari avremo altre occasioni migliori dove ci potremmo concentrare meglio sull'argomento, però in questi 6 minuti sono riassunti praticamente, come avete visto, molti territori della Sardegna. Quando noi parliamo di ballo campidanese non vuol dire, noi così intendiamo, è un termine molto generico, ma il campidano per noi è una macro area, tant'è vero che questo modo di ballare, scandendo bene questi passi, seguendo la suonata secondo appunto quello che il suonatore esegue, il danzatore deve eseguire i passi e cambiarli secondo la suonata, è una cosa, è una consuetudine che era soprattutto molto diffusa, come abbiamo visto, dal sud Sardegna sino allo Giastra. Sono contentissimo che abbiamo Giulia presente, perché stavo dicendo che a lei prima, noi in realtà durante questa nostra ricerca, che guardate bene è iniziata quando abbiamo incontrato Dionigi Burraca nel 1978, quindi sono 40 anni esatti, quindi insomma è un po' di anni fa. Ripeto, mi piace che ci sia Giulia, perché durante quella ricerca in realtà noi non abbiamo mai assolutamente toccato il Sulcis Iglesiente. È proprio una zona che noi non abbiamo assolutamente mai indagato. Ci siamo ovviamente personalmente, poi io sono di San Mazzara, sono compaesano di Dionigi Burraca, chiaramente io mi sono occupato molto del mio paese, ma quello che dico sul mio paese può essere accomunato a gran parte dell'area campidanese, non è che, voglio dire, non è che ogni paese ha le sue varianti locali, ma il ballo così come lo intendiamo noi è veramente molto, può essere proprio generalizzabile, ecco, non so che altro termine utilizzare, perché è comune comunque come modo di fare, come modo di pensare, cioè i danzatori avevano quello in testa, cioè non c'è un altro modo di pensare la musica rispetto al ballo. Cioè, tutti i danzatori che noi abbiamo incontrato, per loro era automatico, cioè non è che non esiste un altro modo di ballare se non quello. Cioè se tu non sai cambiare i passi seguendo la musica, non sai se va bene. Ecco, questa è in sostanza. Però, per non dilungarmi oltre su mie considerazioni, io vi ho portato è uno stralcio di alcune interviste che abbiamo fatto proprio a questi anziani che avete visto ballare. Questi naturalmente sono proprio del mio paese, sono di San Mazzara, però ripeto, la cosa può essere tranquillamente estesa a molte altre zone. Allora, questo è Peppe Pili, che era nato nel 1906, è già scomparso naturalmente. Allora, chiedevo, una suonata che dura un'ora prevede lo svolgimento di tanti passi. Quali sono i passi del ballo tradizionale? E ci Beppe ha risposto. Per prima cosa, appena il suonatore inizia a suonare, si fa sull'asso dorato, con 3 passi in avanti e altrettanti indietro. Poi si va verso sinistra con 3 passi o altrimenti a destra. Questo movimento si chiama passo strisciale. Poi, mentre la suonata va avanti, si eseguono su asso dorato in tresi, su asso puntalo, su asso glorigiano, sammarvinesa. E per chi la sapeva fare, sa sciampita, che consisteva per un ballerino nel sollevarsi tenuto da altri 2 uomini, sbattere i piedi l'uno con l'altro per poi scendere di nuovo a terra continuando a ballare con passi svelti, il tutto per 3 volte. Chiedo, c'erano dei momenti nella suonata dove il ritmo era più lento o viceversa più accelerato? E Zuberti, questo lo si stabilisce quando uno comincia a saper ballare davvero, perché secondo il ritmo c'è chi i passi li fa in un modo più corto e c'è chi li fa in un modo più lungo. Io ho sempre ballato con passi corti, stretti, a piticco. Ognuno ha un suo modo personale, c'è poco da dire.
Ma il passo nostro, come il passo di San Mazzani, ne trovi in pochi altri posti. Se ci voleva, non poteva non essere. E io allora lo incazzo. C'erano altri paesi oltre a San Mazzani dove la tradizione del ballo era molto sentita? Beh, certamente. In quel tempo si ballava dappertutto. Ad esempio, erano molto bravi a Serdiana, ma anche a Silvio Donigara, a Donori, a Ussana. Cosa pensate dei balli dei gruppi folk? Chiedo. Sul ballo del Sagrugi, sul ballo del Sastella e tutti i balli che hanno questi nomi così, sono balli inventati adesso, da poco tempo. Non sono balli che risalgono all'antica data, sono cose moderne. Quello di cui parliamo noi è roba di 70 anni fa, quindi si sta riferendo agli anni 20. Ma il ballo sacro tradizionale è proprio quello, dico io. È certo che è quello, non quello che fanno adesso i gruppi folk, che manco gli assomiglia. Infatti, quando trasmettono in televisione Sardegna Canta, ne vediamo molti, ma non ce ne piace quasi neanche uno. Io piuttosto, quando c'è un suonatore capace, mi appoggio ad uno scalo e mi metto a ballare, così, da solo, ne sento il desiderio. Certo che se qualcuno mi vedesse mi prenderebbe per matto, ma io ballo ogni volta. Ma dei gruppi folk che vanno a Sardegna Canta, nel caso, ce ne sono pochi che ballano bene? Pochi, perché più che altro fanno solo 2 passettini e fanno sempre quello, sempre lo stesso. È il passo del folklore, io lo chiamo passeggero del folklore, ed è più o meno così, e lo accenna pure, me lo fece vedere. E io dico, sempre lo stesso passo? Sì, non è un ballo prodigioso, non fanno nessuna variazione di passo, ne avevamo visto una sola volta, forse era di Serdiana, o forse era di Quarti, c'era un bambino che faceva questa sciampita in alto e comunque un po' gli somigliava. Questa era insomma, una cosa simpatica, però riassume abbastanza bene. Non lo so, se c'è tempo vedo anche quest'altro, perché sono molto interessanti. No, più o meno, faccio solo le prime cose. Allora, chiedo a quest'altro signore, questo è il signor Antonio Puzzolo ed era nato nel 1914, era quasi coetaneo di Burran, che erano anche molto amici, che poi è quel signore che nel video praticamente conduce tutta la voce principale, è lui che parla, secondo lui. Chiedo sempre appunto a questo signore quali sono i passi del ballo. Ecco qui interessante. Per imparare a ballare il primo passo che si eseguiva era sull'asso d'orrao, che insegnava a prendere il tempo della suonata, qualunque strumento si suonasse, insegnava a prendere il tempo, poi piano piano si passava al passo resi, sull'asso contavo e si entrava. Questi passi si facevano secondo le variazioni che eseguiva il suonatore, infatti bisognava essere attenti, come cambiava il suonatore tu dovevi cambiare il passo. Fosse passo resi, fosse passo contavo, fosse passo d'orrao, e chi la sapeva fare faceva si entrava, costruita in 9 passi. 3 li facevi velocemente andando avanti, 3 li facevi spostandoti leggermente sulla sinistra tornando indietro e altri 3 li facevi per chiudere il passo. Sull'asso d'orrao si faceva più che altro dopo che il suonatore si allontanava dalla zona dove tu stavi ballando. Il suonatore infatti durante il ballo non stava fermo al centro della piazza, ma camminava lentamente per permettere a tutti i danzatori di poter udire meglio la musica. Quando il suonatore ce l'avevi davanti, ti faceva fare tutte le variazioni dei passi. Come si allontanava si faceva un passo d'orrao essenziale che ti permetteva di non perdere la cadenza del ballo ma anche di riposarti un po'. Oltre a questi passi, per chi sapeva farla c'era questa sciampita. Vabbè, può continuare ma lasciamo stare qui. Non lo so, se è il caso vediamo almeno. Allora io avevo preparato queste 3 cose principali. Volevo farvi sentire l'audio che Benson nel 1958 registrò con Dionigi Burranca e Antonio Lava, dove i suonatori scandiscono durante la suonata le novas che ti fanno fare questi passi. Però se non abbiamo tempo quello lo saltiamo, alcuni minuti dura. Perché insomma è importante perché fa capire cosa è proprio il punto di vista dei suonatori, nel senso che Benson intelligentemente aveva capito che infatti si era affidato a Burranca e a Antonio Lava, che erano abbastanza esperti tutti e due, e sono stati gli unici che a lui hanno fatto capire veramente cosa voleva dire, come era strutturato la suonata da ballo. Infatti nel primo caso Burranca è lui che introduce, è lui che dice ecco, passo l'orrao e si fanno queste note. Con Antonio Lara c'erano
praticamente nella seduta di registrazione è molto curiosa, ci sono sia Aurelio Borgo, erano insieme e si sente anche la voce di Benson, quindi è anche un ulteriore tributo a questo grande nome che ovviamente non finiremo mai di ringraziare. Musica. Passo Dornato. Questo è Dornato, Passa puntata. Passa tutto. Passo striscia. Adesso c'è Antonio Lara. Passo Dornato. Questo era Passo Tornao, poi no, quello Passo Curicurgi. No, Passo Curicurgi, Passo Curicurgi. Passo puntato. Poi, Ciambito. Striscia, finale.
E poi verso 13. Ma